caffè con l'esperto è offerto da urbanflat.com e Uno Magazine. Ben ritrovati ad Un caffè con l'esperto, sono Claudio Campagnolo, siamo al Caffè Pedrocchi in Sala Bianca e abbiamo nuovamente il piacere di avere qui con noi Chiara Bottaro, che è medico veterinario esperto in comportamento animale. Sono rimasti dei colpi in canna, cara dottoressa, e quindi l'ho voluta appunto riavere qui nella trasmissione proprio perché abbiamo parlato prevalentemente di cani nella scorsa puntata. Vorrei anche approfondire un po' l'aspetto dei gatti, certo, e anche di altri animali, perché gli italiani stanno avendo una certa fantasia. Io mi sono sempre chiesto che gusto c'è ad avere un rettile in casa. Lei me lo sa spiegare? Allora dipende, ci sono dei cultori di queste specie che comunque sono dal punto di vista magari caratteriale difficili da classificare, però esteticamente possono piacere moltissimo. Ma le è capitato di dover intraprendere dei percorsi riabilitativi? No, per con dei un rettile? rettili ammetto di no, effettivamente no. Senta, invece a proposito di animali strani, le sarà capitato qualche volta anche di avere a che fare con pappagalli, conigli? Sì. Esattamente. E di cosa si è trattato? Il più delle volte in realtà il problema fondamentale è che si prendono magari degli animali senza saperne, senza conoscere la biologia innanzitutto e anche il comportamento normale. Di conseguenza molto spesso quello che mi ritrovo a fare è dare dei consigli gestionali. Spesso ad esempio animali come i pappagalli, che sono estremamente intelligenti, che in natura passano il 90% della loro giornata a procacciarsi del cibo, si ritrovano chiusi in una gabbia senza nessun tipo di stimolo e quindi il problema comportamentale purtroppo li aspetta dietro l'angolo. Perché una cosa che sfugge ai proprietari di animali è che gli animali lavorano, cioè hanno un loro lavoro in natura, e quindi se noi li abituiamo che tanto il cibo glielo diamo, insomma gli procuriamo una serie di agi, in realtà pensiamo di far del bene, invece basti pensare anche soltanto a un gatto. In natura il cibo non è in ciotola generalmente, ma va procurato, va cacciato alla fine, e il topolino non aspetta fuori dalla tana di essere preso e mangiato. Di conseguenza sono animali che hanno un'intelligenza estremamente sviluppata, sanno risolvere un sacco di piccoli tranelli e di questo bisogna assolutamente tener conto nel momento in cui si convive con uno di questi animali. A proposito di gatti, come si chiama? La famosa grattarola la chiamo io. Sì, cioè il graffiatoio. Ecco, perfetto. Dove va posto all'interno di un'abitazione? Qual è il luogo ideale per far sì che il gatto si senta a proprio agio? Generalmente il mio consiglio è quello di metterlo vicino al luogo di riposo preferito del gatto. Questo per far sì che l'animale effettivamente lo utilizzi, nel senso che generalmente le marcature tramite graffiamento vengono fatte vicino ai luoghi di riposo, anche in natura. Ma perché i felini hanno questa esigenza di graffiare che insomma per noi è un po'... In realtà ce l'hanno anche i cani, solo che lo fanno in modo un attimino differente, nel senso che invece che graffiare, visto che le unghie non ce le hanno così sviluppate, raspano il terreno di solito nel momento in cui hanno ad esempio emesso feci o urine, questo per disperdere nell'ambiente il proprio odore. Una marcatura del territorio. Esattamente, oltre che olfattiva, perché disperde in modo più ampio l'odore, anche visiva. E la stessa cosa fa il gatto generalmente, non con la marcatura per quanto riguarda proprio l'odore di fece e urine, ma tramite quello che viene rilasciato dai cuscinetti plantari. Senta, torniamo per un attimo al pappagallo che abbiamo lasciato in disparte, no, anche perché si parlava di urine mi è venuto in mente il pappagallo, ma a parte questa battutaccia, il concetto del pappagallo che ha bisogno di lavorare in natura, certo, e quindi costretto in una gabbia soffre, si annoia in buona sostanza. Esattamente, si annoia. Voi che cosa consigliate? Tutta una serie di giochini che servono a mimare quello che farebbe il pappagallo in natura, ovvero procurarsi del cibo. Sono molto bravi a risolvere anche loro dei piccoli scacchi, quindi metto del cibo all'interno di un giochino e il pappagallo pian piano impara a risolvere come questo gioco per procurarsi il cibo e allo stesso tempo una buona relazione con il proprietario, perché anche questo è assolutamente fondamentale.
Salve, sono Claudio Campagnolo, vi aspetto tutti i giorni con il mio nuovo programma, Un caffè con l'esperto. Lo realizziamo qui, alle mie spalle, nello studio televisivo più bello di Padova, la Sala Bianca del Caffè Pedrocchi. Ogni giorno un esperto ci parlerà della sua professione, della sua vita, delle sue esperienze. Vi aspetto tutti i giorni sul canale 15 di Serenissima Televisione, grosso modo verso l'ora del TG. Tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube. Pensavo che il problema del pappagallo fosse che parlasse troppo, però evidentemente non è questo il caso. Invece un altro animale che è abbastanza frequente nelle nostre case è il coniglio. Anche in questo caso voi affrontate dei percorsi riabilitativi? Generalmente sì, si possono fare dei percorsi riabilitativi. Quello che faccio di solito è proprio spiegare la biologia di questo animale, perché molto spesso non è conosciuto. È visto come una sorta di soprammobile da tenere in una gabbia e con delle scarsissime interazioni che sono semplicemente quelle di pulizia dell'oggetto. In realtà sono animali che hanno un'ottima prosocievolezza, sono animali che hanno bisogno anche di un certo contatto e che hanno delle esigenze particolari. Mi è capitato e mi ha fatto un po' sorridere una proprietaria che mi ha portato il coniglio nella gabbietta con dei fili elettrici tagliati all'interno. Io ho guardato questa cosa e ho chiesto: ma come mai stanno lì dentro? E ho detto: ci gioca sempre a casa, quindi glieli ho messi anche per giocare, ma da quando li ho messi nella gabbia non ci gioca più. Che ho dovuto spiegare alla proprietaria che in realtà il motivo per il quale il coniglio trancia di netto i fili è perché ha fastidio nel sentire la frequenza dell'energia elettrica, di conseguenza va proprio a tagliarlo perché ne ha noia, non è un gioco in realtà. È quasi un tecnico, un fonico. Esattamente. Insomma. Senta, tornando invece al gatto che abbiamo detto insomma che gli animali nella puntata precedente non fanno i dispetti, quindi se per caso il cane rovina il divano è semplicemente perché ha un contratto parallelo con qualche azienda che produce divani. Se il gatto invece sporca in casa non lo fa per dispetto, ma no. Come possiamo noi arginare questo spiacevole fenomeno, anche perché la pipì del gatto insomma, è notoriamente abbastanza fastidiosa? Certo, il primo consiglio è quello di avvalersi di un esperto, di conseguenza chiamare un medico veterinario esperto in comportamento, il quale farà una diagnosi, quindi spiegherà qual è la motivazione per la quale si presenta questo sintomo, che è un sintomo comportamentale d'ansia. Il gatto marca o ha delle minzioni o delle defecazioni inappropriate, così vengono definite, e bisogna capire qual è la motivazione che lo porta ad avere questo problema. I cani sono molto amati dagli esseri umani, dagli adulti, ma in particolar modo dai bambini, certo. I quali non distinguono se è un giocattolo che si muove, certo. Che gode di vita propria, quindi spesso lo approcciano i cani, soprattutto i cani degli estranei, in modo certo. inappropriato. Che consiglio possiamo dare ai genitori in questo caso? Il mio primo consiglio è quello di insegnare ai bambini come si approcciano i cani, questa è la legge fondamentale. Oltre a questo... Come si approcciano i cani? Con la gestione di un adulto, sempre presente un adulto, anche con il cane convivente, nel senso che partiamo dal presupposto che all'interno dell'etogramma del cane, quindi all'interno del comportamento normale di un cane, esiste il comportamento di aggressione. Un bambino può non capire i segnali di disagio, i segnali di stress, in realtà anche un adulto, di un cane, ma il bambino ovviamente è più a portata e i danni che può subire sono assolutamente maggiori rispetto a quelli di un adulto. Di conseguenza deve esserci sempre un adulto che vigila su questo tipo di approccio. Questi video che inondano sì. il nostro web con questi bambini piccolissimi, adagiati sopra magari dei molossi, delle cose, dobbiamo fidarci? È propaganda, come dire, a favore di razze definite pericolose che poi in realtà magari non lo sono? No. Esiste una razza pericolosa o esiste un cane che ha imparato a diventare pericoloso? Non esistono razze pericolose, assolutamente, è l'esperienza quello che fa la differenza, è il modo in cui viene cresciuto un cane e soprattutto sono i segnali di disagio che un cane lancia e lo fa in maniera
veramente plateale il più delle volte e che non vengono recepiti, che sono estremamente pericolosi. Io ho visto video terrificanti, visti veramente con un cane che sta dicendo tutto quello che può dire e che solo in extremis viene salvato il piccolo perché... Quali sono i segnali che il cane ci manda? Allora, generalmente i segnali sono, allora, prima cosa bisogna imparare, siccome siamo due specie diverse, questo funziona anche in umana, se io vado in Giappone imparo la lingua, altrimenti non posso chiacchierare con nessuno. Ho il mio cane in casa, devo imparare a capire che cosa mi sta dicendo, questo è fondamentale. Parlando due lingue diverse dobbiamo cominciare a cercare di noi capire loro e loro ci capiscono già veramente molto, fanno dei grandissimi sforzi. Generalmente il cane, razza più, razza meno, dicono le cose cominciando con dei sintomi che possono essere semplicemente l'irrigidirsi, il fissare lo sguardo verso l'infinito, che è già un ottimo segnale calmante che serve a dire all'interlocutore non continuare su questo dialogo perché non sto apprezzando, leccandosi le labbra ad esempio, osservando altrove, distogliendo lo sguardo, voltando la testa. Non so se ha presente tutti quei video in cui si vede il proprietario che arriva a casa e scherzando magari guarda il cane e dice: che cosa hai fatto? E il cane che comincia sguardo basso o che guarda il collega, perché è accaduto anche questo esattamente. Questi in realtà sono segnali di pacificazione, cioè servono a calmare l'interlocutore e tra cani questa è una cosa che succede veramente molto spesso perché sono animali sociali e lo scontro all'interno di un gruppo sociale non è mai gradito, di conseguenza loro provano in tutti i modi a cercare di evitarlo. Salve, sono Claudio Campagnolo, vi aspetto tutti i giorni con il mio nuovo programma Un caffè con l'esperto. Lo realizziamo qui alle mie spalle, nello studio televisivo più bello di Padova, la Sala Bianca del Caffè Pedrocchi. Ogni giorno un esperto ci parlerà della sua professione, della sua vita, delle sue esperienze. Vi aspetto tutti i giorni sul canale 15 di Serenissima Televisione, grosso modo verso l'ora del TG. Tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube. Ecco, la gerarchia che nel mondo animale è un dogma assoluto, no? Se ad esempio c'è il famoso... come si fa a distinguere all'interno di un gruppo di cani, ad esempio magari uno può avere 2 o 3 cani in casa, è vero che esiste una gerarchia ed è corretto che il padrone di questi 3 animali si comporti secondo questa gerarchia, quindi non privilegiando ad esempio quello che è più indifeso, che in realtà è l'ultimo anello della catena e che... Non so se è chiara la domanda. Sì, allora no, non esiste una gerarchia come ci hanno fatto passare fino a un po' di tempo fa. Sfatiamo questo luogo comune. Esattamente, il capobranco in realtà all'interno di un gruppo di cani non è visto come quel brutto individuo cattivo, crudele che gestisce tutto e quant'altro. In realtà esiste un leader all'interno di un gruppo di cani, che in realtà è il cane che semplicemente gli è stato dato questo compito di gestione del gruppo. All'interno del gruppo ci sono cani che hanno ruoli e ranghi differenti, di conseguenza fanno cose che magari altri non fanno. È bellissimo vedere, ci sono degli studi finalmente fatti sul cane e non più sul lupo, e fatti anche in maniera adeguata, in cui si vedono proprio questi ruoli differenti. Esistono i cani portinai, ad esempio, cioè all'interno di un gruppo di cani se arriva un nuovo cane che vorrebbe entrare ad interagire, accoglie, valuta com'è la situazione e dice: amico, andiamo che... Beh, con questa bellissima immagine del cane portinaio che francamente mi è anche piaciuta e spero che sia un saggio consiglio che la dottoressa Bottaro dà magari al futuro sindaco di questa città, cioè non esiste il capobranco ma esiste il leader, questo vale anche per il Presidente del Consiglio e compagnia bella. Assolutamente. Grazie a Chiara Bottaro, medico veterinario esperto in comportamento animale. Grazie a voi. Un caffè con l'esperto è stato offerto da yourbanflat.com e Uno Magazine.